Salve a tutti, sono Leonida Melissa Sciani, mi trovo al Castello del Cataio sotto il piano nobile perché proprio oggi è stata inaugurata la vernice dedicata ad Emergere in Arte, un progetto che è stato rinnovato da Elisabetta Maestrello, curatrice d'arte, e io ho avuto l'onore di presentare criticamente i 5 artisti che oggi sono qui esposti. Stiamo parlando alle mie spalle proprio di Manuela Callegarin, che è un'artista che rievoca il classicismo con qualche nota forte di contemporaneità. Abbiamo poi parlato di Walter Marin, che è un artista molto poliedrico, lui viene dall'ambito dell'affresco e quindi ha dovuto interfacciarsi con varie tecniche pittoriche, e questa sua grande abilità viene oggi qui evocata nel dipinto che presenta, che altro non è che una riformulazione del Canova. Interessanti poi anche le opere della terza artista che abbiamo qui oggi in queste sale, Maria Emma Gobbi. Maria Emma Gobbi viene dal mondo della sartoria, poi si è voluta interfacciare con quella dell'arte pittorica e anche della scultura. Alle mie spalle vedete una scultura di Maria Emma Gobbi, dama romana, una scultura che emerge dal marmo per affacciarsi appunto alla reale, alle grazie del mondo reale. In ultimo abbiamo avuto il grande piacere di presentare 2 artisti d'arte estremamente contemporanea, 2 informali. Da un lato abbiamo Massimo Zanetti, dall'altro invece Mirko Roncelli. Massimo Zanetti presenta un tipo di arte contemporanea, informale, del tutto tipica sua, riconoscibilissima, perché mette addirittura 26 strati di colore, molto materico, molto dinamismo, una forma che non ha nessun tipo di velleità, una forma intuitiva, primitiva, che si imprime sulla tela e riesce a parlare tramite i colori, il dinamismo e l'estrema intensità delle sue pennellate. Dopodiché abbiamo invece in ultimo Mirko Roncelli, che è un provocatore, un artista che allude invece che parlare in modo esplicito e che si avvicina molto di più alla poesia che alla prosa.